Dopo lo 0-0 di Napoli, che ci è stato raccontato dai giornalisti della Domenica Sportiva, ecco Milan-Atalanta. Questo è un momento grave per il campionato del Milan. Infatti all'epoca, siamo nella stagione 71-72, un infortunio con un giocatore fuori squadra per 2 mesi faceva notizia, era assolutamente un fatto clamoroso. Oggi fanno notizia i 6, 7, gli 8 mesi, i 2 mesi di allora erano paragonabili ai 6-7 mesi di oggi di assenza, e Prati, dopo il contatto che abbiamo visto poco fa con Rigamonti, rimarrà fuori dalla squadra rossonera proprio per 2 mesi. Prati era la punta principe, era il giocatore cui si ispiravano tantissimi giovani che amavano il Milan, era il finalizzatore innescato ripetutamente nel corso delle partite del Milan da Gianni Rivera. E Prati si fa male praticamente molto presto in questa partita. Al 25esimo minuto di gioco c'è Villa al suo posto e Prati esce dopo il contatto con Rigamonti. Qui vediamo intanto l'arbitro Mascali che va a consultare il proprio guardalinee dopo un gol segnato dal Milan, ma che viene annullato in base anche alle insistenti e ripetute proteste della formazione nero-blu. È il 16 gennaio 1972, Milan che nell'anno nuovo non aveva ancora vinto, pareggio 0-0 a Torino il 2 gennaio, il 9 pareggio 0-0 a Napoli, Milan che cerca la prima vittoria dell'anno solare, ma qui intanto più che cercare la vittoria deve guardarsi dal possibile gol del vantaggio da parte dell'Atalanta. Cudicini superato, palla fuori. Milan che continua ad attaccare, non si perde d'animo, c'è Bigon fermato dai difensori atalantini. L'Atalanta era in campo con Rigamonti, Maggioni e Moruzzi, Savoia, Pavassoli, Divina, Sacco, Bianchi, Magistrelli, Leoncini, Doldi. Qui intanto vediamo il gol di Ricky Sogliano al 17° minuto del secondo tempo, fuori Prati, la squadra rossonera riesce a trovare il gol della vittoria. Ci sono proteste, sembra che questo gol venga annullato, ma alla fine la rete di Sogliano entra nel tabellino, la rete di Sogliano decide Milan-Atalanta nonostante un altro annullamento, ecco, del gol di Silvano Villa. Noi adesso restituiamo la linea alla regia, fascia di comunicazione del canale, poi ancora Milan Super Classic su Milan Channel, stagione 1971-72, domenica dopo domenica, servizio della Domenica Sportiva, dopo servizio, a fra poco.